Buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate al Teatro a Casa Tua, la web series dell'ERT del Friuli Venezia Giulia dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena teatrale. L'ospite di oggi è sicuramente molto noto al grande pubblico in tutte le sue vesti e sfaccettature perché per la sua partecipazione a un programma cult, ma è un artista a 360 gradi, pittore neoespressionista, trasformista comico. Stiamo parlando di Dario Ballantini, che avrebbe portato e porterà ben 2 spettacoli nei teatri del circuito ERT, Da Balla a Dalla e Ballantini e Petrolini. Quindi benvenuto Dario e grazie per aver accettato Grazie. No, l'invito. grazie a voi di avermi invitato, insomma, in un periodo così, insomma, particolare. Esatto, un periodo in cui avremmo avuto il piacere, insomma, di incontrarci di persona e di vedere i tuoi spettacoli in scena e abbiamo comunque questo spazio virtuale, insomma, intanto per Sì, sì, è parlarne. importante, sembra di essere in teatro, dai. Sì, dai, sì, con questo sfondo l'abbiamo voluto Sì, un po' ricreare. Partiamo appunto da Balla a Dalla, che è lo spettacolo che avremmo visto proprio in queste settimane, il cui sottotitolo mi ha molto colpito, appunto si parla di storia di un'imitazione vissuta. Quindi quello che voglio chiederti appunto come nasce questo spettacolo e perché parliamo di un'imitazione vissuta? perché Lucio Dalla è stato, diciamo, il personaggio con il quale mi sono più confrontato quando ero, diciamo, al liceo artistico che ho fatto con i miei compagni, eccetera, in cui, insomma, la mia ammirazione per lui era sfociata nell'imitarlo in maniera pedissequa e studiarlo. Era diventato un po' un mio mito in anni in cui lui non era ancora poi così famoso, cioè era famoso ma non aveva sfondato, erano anni in cui insomma i miei compagni amavano gli idoli, quelli alti, belli e biondi, e Dalla non era certo così, non era un'icona, diciamo, né di bellezza né di moda. Ecco, ha fatto un suo percorso che mi aveva sempre affascinato fin da bambino e mi scoprivo, oltre ad essere imitatore, già un po' lo sapevo, a riuscire ad essere identico a lui anche in trucchi casalinghi, eccetera. E allora era diventato un po' la prima imitazione ufficiale fatta, addirittura i primi spettacoli li facevo facendo solo lui, ecco, avevo una ragazza con la chitarra che suonava, io cantavo le canzoni di Dalla. Questa storia da raccontare parte da lì, ma arriva a tutto un percorso di carriera mia in cui poi sono diventato anche pittore, che è quello che volevo, e la sua crescita è stata mondiale addirittura, fino alla realizzazione di un sogno, perché sono riuscito non solo a conoscerlo, a diventarci amico, ma poi lui, grazie ai miei quadri, si è appassionato alla mia arte fino a farmi un regalo eccezionale che è stato nel 2009 venire a cantare per me gratuitamente mentre dipingevo davanti al pubblico della Triennale alla mia mostra. E poi ha tante piccole grandi coincidenze che ci hanno visti partecipare a cose insieme, io le racconto tutte, ma con questa scusa, diciamo, ripercorro tutta la sua carriera diventando piano piano lui, con delle canzoni anche inedite, anche canzoni mh, che non tutti conoscono, ma assicuro che il pubblico, una volta che ascolta queste canzoni che non conosceva o che conosceva poco, poi va a comprare il disco, se la va a riascoltare, perché sono veramente delle perle. Io poi sono proprio fissato con lui, quindi sono un cultore di Dalla. Quindi sì, è uno spettacolo che è parte della tua storia con Lucio Sì. Dalla, della storia di Dalla stesso. Ne approfitterei proprio per guardare subito il promo dello spettacolo per dare un'idea anche a Vabbè. chi ci sta ascoltando di che cosa succede sul palco. Ok. Perché vorrei una vita pulita, come l'acqua di lacrime di un bambino la sera, una vita pulita come all'ultima ora dell'ultimo giorno di scuola, quando senti che lasci un amico, forse anche un amore lì, incollato a una sedia, ma quando esci ti accorgi che il mondo è diverso perché è già primavera. Oh, io non lo so quello che farò. Tears, tears, Lord,
c'è veramente tanta confusione. Scopro che per esempio anche lui ama molto i travestimenti, forse perché si sente buffo. Toccava qualcuno una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. Ma cos'è che sta volando? Sembra una pallina. Siccome Lucio Dalla è di Bologna, io gli spettacoli ce l'ho in Toscana, dico, come si fa a fargli sapere? Ho fatto una serata in Toscana, ma ho fatto l'affissione a Bologna. Gli do il mio dépliant e lui tutto tremante dice: ma sai che io ho visto i tuoi manifesti a Bologna? Mi ricordo di aver detto, ma questo deve essere un fotomontaggio. Te voglio bene, sai. Ma tanto bene, sai. Ci scambiamo il numero di telefono. Arriva Capodanno, dico, c'ho il telefonino di Lucio Dalla, gli faccio gli auguri. Come fai a fare gli auguri di Capodanno a uno che ha scritto l'anno che verrà? Ma sull'erba, ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande dei loro guai. Decidiamo di ripartire alla grande anche con le mostre. Dice, guarda che forse lo puoi realizzare il tuo sogno, quello di essere un pittore e anche un artista conosciuto televisivo di trasformismo. E viene alla mostra della mia vita e canta gratuitamente per un'ora mentre io dipingo davanti alla gente. Il sogno realizzato di una vita. Dunque abbiamo visto e abbiamo ascoltato un po' di quello che succede sul palco, dove ci sono le storie, appunto alcune che stavi già iniziando a raccontarci, ma c'è anche molta musica, una musica che chiudendo gli occhi fa proprio pensare a Lucio Dalla. Come hai scelto le canzoni da portare sul palco e con chi è che poi effettivamente le porti sul palco? Dunque, le canzoni le ho scelte proprio facendo una sorta di mia playlist, cioè quelle che davvero mi avevano colpito, quelle che davvero stavano proprio nel cuore o che ascoltandole negli anni in cui compravo i suoi dischi, eccetera, sentivo che avessero bisogno di una spiegazione, perché spesso si è confuso il significato anche dei testi. Dalla aveva fatto tutta una parte di carriera in cui i testi erano scritti da Roberto Roversi, che era un poeta contemporaneo molto difficile da mettere in musica, e lì ha imparato a giocare con le parole, ad arrampicarsi con le note, no? Insieme alle parole. Quindi mi avevano colpito talmente tanto alcune canzoni che insomma era un dispiacere che non fossero diventate note o non conosciute. E poi insieme, insomma, devo dire che la playlist è anche affiancata dal racconto della sua carriera, quindi ci sono anche quelle che poi hanno sfondato, però non tutte, ecco. Non so come dire, per esempio Attenti al lupo non c'è, è citata, eppure è una delle più famose. Anche altre non ci sono e sono solo citate, perché si doveva dar spazio a questi capolavori, insomma, ecco. E sul palco c'è una formazione musicale, un'orchestra, mini orchestra, una band, che però insomma ha tenuto presente tutti gli arrangiamenti, tutto quello che si dice il sound dell'epoca, eccetera, e quindi si ricostruisce quell'atmosfera e si vedono anche proiettate delle foto, perché una cosa che non ti ho detto prima è che la mia fissazione era tale su di lui che nei diari di scuola, sia alle medie che al liceo, insomma, c'erano dei disegni del suo volto, ecco, sia caricature che ritratti, e ho avuto questo altro dono di poterglieli far vedere quando ormai nel 2009 insomma, ero grandicello, però li ho conservati tutti e lui ha potuto capire questa sorta di amore che c'era.
E come viveva lui questo vostro rapporto, anche quando ha visto questi tuoi disegni, anche Ma limitazioni immagino abbia appunto vista. Beh, ti dico che quando l'ho conosciuto, il fatto d'aver capito che lui sapeva chi ero, perché io non mi ero reso conto che dopo 16 anni di lunga gavetta con il personaggio di Valentino con cui avevo sfondato in TV, ero arrivato un po' a tutti, perché una cosa è pensare di essere arrivati al pubblico, che è la popolarità, eccetera, ma non avevo calcolato che nel pubblico ci fossero anche i big, i colleghi, quelli che erano diventati colleghi o diciamo i personaggi che non ti immagini mai che guardino la TV. Mm. E invece fu proprio lui a dirmi che era un mio fan, addirittura, come imitatore e poi come pittore, cioè la cosa è incredibile. E nelle 4-5 volte che ci siamo incrociati, tutte un po' strane, è anche importante un viaggio in treno, un servizio a Mosca su un festival che fanno a Mosca, fino all'ultima cosa che è stata bellissima, anche quella che quando è uscito il suo ultimo album, che era Angoli nel cielo, lui volle che fossi io nella presentazione della FNAC di Milano vestito da Valentino ad aiutarlo a presentare lui seriamente il suo disco e io a prenderlo in giro mentre lui raccontava ai giornalisti il disco. Questo ibrido che volle, che è rimasto uno dei ricordi più belli che ho, anche perché poi lui insomma appunto commentò sulla mia presunta dolcezza. Ecco, questa è l'unica cosa che ha detto in pubblico, però ho capito che ha capito molte cose di me. E quindi diciamo che Da Balla Dalla è uno spettacolo, un omaggio appunto pieno di affetto, Sì, un d'amore, atto d'amore, sì, sì. e questo diciamo è anche un po' un punto di contatto, se vogliamo, rispetto anche all'altro spettacolo che vedremo appunto Sì, nel circuito Erte, che è appunto Ballantini e Petrolini, che è sì, dedicato, diciamo, il protagonista oltre a te è appunto Ettore Petrolini, che possiamo considerare il vero e proprio padre della comicità sì, italiana. sì. Dunque, l'altro spettacolo è più appunto teatrale, cioè la passione di Dalla è sì a qualcosa di teatrale perché Dalla era un istrione ed era un ottimo attore ed era anche un improvvisatore, un animale da palcoscenico. Petrolini si sta parlando appunto del mito della teatralità comica italiana. Se l'è inventata un po' lui, non c'è che dire. Si è inventato addirittura i generi, il genere demenziale, la satira, il genere uh, l'imitazione che diventa una trasfigurazione, quasi una distorsione della realtà. Più che si è inventato, lui era, cioè portava in scena quello che per esempio ha dato la forza al film che ha vinto 2 anni fa, quando era l'anno scorso il Joker, Sì? per cui L'anno nella scorso. sua comicità mescolava il comico all'horror addirittura, cosa che viene apprezzata ancora adesso, anzi soprattutto adesso, no? Dai cinefili, eccetera. Ha dato spunto a tutti i più grandi attori romani, uno su tutti il grande Gigi Proietti, che è scomparso da poco, che ha lasciato questo voto e che era proprio il suo erede. Cioè, se tu guardi le performance di Proietti, ci sono proprio dei guizzi nel volto, nello stile, proprio nel predisporsi a una comicità un po', vogliamo dire, anche cattiva, che appartengono a Petrolini per sua stessa dichiarazione, ma poi lo si può notare benissimo se si vanno a vedere le foto delle smorfie, degli atteggiamenti di Petrolini. Ma molti altri, anche Montesano, Verdone, Sordi, tutti hanno preso spunto da Petrolini. E un'altra cosa che ha anticipato, per dirne una, è diciamo lo slittamento di tempo, quella cosa buffa che ha fatto nel cinema Mel Brooks, no? Dove magari un film era ambientato, non so, nell'antico Egitto e insomma passava uno con una radiolina, no? Per dire queste follie
distorsioni che ha fatto. Ecco, Petrolini lo faceva con Nerone, con il suo Nerone siamo all'inizio del Novecento, dove Nerone appunto, a parte che entra in scena con una bicicletta, poi quando prende fuoco Roma lui con una cornetta del telefono chiama i pompieri, quindi è stato un genio senza dubbio. Mi aveva colpito perché mio nonno faceva l'attore, mio zio faceva il tenore, io da bambino ho sempre sentito i racconti su di lui, e come tutte le cose che capitano anche in infanzia così, quando una cosa ti fa anche un po' paura, perché faceva anche un po' paura, lui era molto nero, diciamo, questo l'ha dichiarato anche Petrolini molte volte, aveva a volte dei tempi comici mortali volutamente per mettere quasi in imbarazzo, e quando si vedono quegli spezzoni in TV e si vedevano di lui, aveva un'attrazione e anche una ritrosia per paura, e allora me lo sono studiato tanto, e quindi anche per quanto riguarda lui ce l'avevo in repertorio nei miei spettacoli giovanili, così, nonostante non fosse il caso magari di fare spettacolini in giro delle discoteche eccetera, inserendo oltre ad imitazioni normali per far ridere la gente dei personaggi di Petrolini, che molti dicevano boh, chi è questo, perché insomma, erano gli anni '80. Ho potuto ricostruire uno spettacolo intero che è un omaggio a lui e a farlo rivivere proprio, cioè spiego il personaggio creato da lui, poi mi trucco sul palco perché c'è una sorta di camerino girato alla rovescia che tra l'altro mi costruì mio padre 40 anni fa, quindi è vintage come oggetto e c'è anche nello spettacolo di Dalla, e dal buio appaiono esattamente i personaggi per come li faceva lui, come trucco, parrucco, atteggiamento, testo, e incredibilmente il pubblico reagisce bene a più di 100 anni, cioè 120 anni di distanza. Infatti proprio questo è un punto su cui appunto vorrei tornare a approfondire, appunto con lo spettacolo porti in scena alcuni dei personaggi di Petrolini nati appunto in altri tempi, ma che potenza hanno comunicativa ancora oggi? Cioè il pubblico come reagisce a questo tipo di comicità, a questo tipo di figure proprio? Allora, sembrerà strano, ma io ho fatto anche una specie di check, no? Specialmente a Roma, quando l'abbiamo riportato in scena appunto all'Off Theater, che è un teatro molto insomma di nicchia in via Giulia a Roma. Casualmente e neanche tanto casualmente a vederlo ci sono stati sia persone che non sapevano niente di Petrolini, dei milanesi, assolutamente proprio a zero, e sono rimasti scioccati, hanno detto che addirittura gli sembrava di vedere un nuovo comico di questi che vanno a Zelig, eccetera. Ci sono stati dei ragazzi che hanno riso molto su alcuni dei suoi, quelli specialmente più demenziali e quelli più buffi. C'è stata una scuola di teatro giovanile di Roma che venivano da tutta Italia e loro avevano sui 22 anni così, e tutti poi si sono messi a studiarlo, a dirmi che era un genio, quindi reagisce benissimo il pubblico. C'è una sorta di rispetto silenzioso di quando si vede apparire il personaggio e poi si liberano in un applauso verso di lui, verso Petrolini, perché io ripropongo il personaggio suo proprio di ammirazione, di stima. Poi la parte un po' diversa dal normale, perché sennò sembrerebbe solo una cosa didascalica di far vedere solo i personaggi, è che io dalle memorie di Petrolini ho tratto tutto un discorso fatto con le sue parole, in cui a lui a un certo punto, cioè mi trucco da lui normale, diciamo da lui non personaggio, non con i nasi finti, non con i costumi, ma da come si presentava lui quando parlava, e sintetizzo la mia vita, la sua vita. Quindi quello è un momento un po' più affascinante. Ecco, lì non si ride, lì si sente la sofferenza di chi si è fatto da solo, di chi ha avuto dei bastoni tra le ruote nei primi anni, di come ha combattuto contro i critici. Insomma, nell'insieme ci mischio anche la mia vita, però, perché naturalmente ha insegnato molto il suo
aver studiato, la sua vita mi ha insegnato a comportarmi in un certo modo nel mondo dello spettacolo, che non è stato facile perché spesso io, nonostante si possa pensare che il successo televisivo, eccetera, siccome è arrivato dopo 16 anni di gavetta, ecco, in quei 16 anni di difficoltà io so perché l'ho avuta e forse anche per colpa o merito del mio atteggiamento grottesco verso il modo di porre certi spettacoli. Diciamo che ora televisivamente ho raggiunto una sintesi, ecco. Altrimenti i primi anni avevo sulle spalle questo forse eccesso di grottesco. Mi ricordo quando a Striscia avevo imitato Ignazio La Russa, che era uno dei primi personaggi nel 94, lo facevamo uscire dal fuoco, sembrava quasi un piccolo demone, così, insomma era un po' eccessivo, ecco, effettivamente faceva quasi paura per essere alle 8:30 di sera in TV, poi ho dovuto un po' mediare, ecco. E quindi appunto parlavi di, insomma, di raccontare e quindi di portare anche poi a un pubblico giovane che non conosce Petrolini parte della sua storia. Sì. E questo, diciamo, rispetto un po' alla storia della comicità e di queste figure importanti, appunto abbiamo detto Dalla, abbiamo detto Petrolini, ma abbiamo citato anche appunto Gigi Proietti, considerato appunto l'erede dei Petrolini. La senti un po' questa eredità anche che è sempre di più un po' sulle tue spalle rispetto alla comicità italiana, proprio alla storia della comicità italiana? Guarda, diciamo che la sento da un lato volentieri perché in molti mi hanno chiesto come mai nel 2020, insomma, 18 era quando abbiamo iniziato, ti metti a riportare un mostro sacro così in teatro che già era stato diciamo ben riproposto da Proietti, da Montesano, anche dal grande Mario Scaccia. Non ci scordiamo che forse quello che più ha riproposto Petrolini per com'era noir è stato proprio Mario Scaccia. Secondo me sono passati degli anni, si rischia di scordarcelo ed è importante che chi ride oggi dei comici odierni o magari si va a rivedere anche i film degli anni 80, 90 che lo fanno, deve sapere che moltissimo proviene dagli spunti di Petrolini. Me la sento volentieri, questo che non è un peso, anzi è un impegno, perché secondo me sia lo spettacolo su Dalla che questo su Petrolini sono una necessità, perché bisogna portare avanti la memoria delle cose importanti e belle che hanno. Insomma, se non si conosce il nostro passato, secondo me non è che si possa capire bene il presente o immaginare il futuro. Quindi sì, questo vale a 360 gradi, quindi dalla Certo. storia con la S maiuscola fino appunto a tutto ciò che parte dalla nostra quotidianità. Perché secondo me la nostra quotidianità è fatta anche dalla comicità, cioè e dalla musica. Come ci ricordiamo i nostri momenti belli o brutti della vita, li associamo sempre a una canzone, un motivo ci sarà. Non è che li associamo per forza a tutto, spesso è una canzone che ci evoca una cosa. Nello stesso tempo la nostra stessa voglia di alleggerire o di essere comici in famiglia, di volerci fare una risata, diciamo anche la comicità da bar o la voglia di far ridere un amico, magari viene proprio da quanto i comici ci hanno fatto sorridere, ho fatto capire paradossi, le cose così. Quindi sono importanti come tante altre cose, anche la musica e la comicità. Il tempo insomma sta per finire, abbiamo ancora qualche minuto per insomma una considerazione sull'attualità, appunto sul tempo presente. In questo momento non è possibile fruire degli spettacoli teatrali come siamo sempre stati abituati, quindi dal vivo andando a teatro. E dal tuo punto di vista come la stai vivendo? Come immagini il ritorno a teatro? Allora, io ho il vantaggio che la TV proprio in questo momento viene molto, insomma, presa in considerazione, quindi il lavoro televisivo alleggerisce questo vuoto che altrimenti ci sarebbe stato. Però il vuoto c'è, non c'è dubbio. Non la vivo bene, ma voglio essere sincero, è
È vero che dal punto di vista culturale è importantissimo che la gente possa tornare presto al teatro, a vedere mostre, eccetera. Me ne sono accorto quest'estate quando sono riuscito a poter fare degli spettacoli con il distanziamento. Cos'è avvenuto? Che sì, è vero che è un po' più difficile perché le persone stanno un po' più lontane, tra di loro non sono spalla a spalla, quindi il commento a una battuta oppure la condivisione è più difficile con una persona che sta a 1,5 metri da te. È anche vero che ho notato una grande voglia di questo pubblico di venire a vedere una cosa in teatro. Dopo l'isolamento si è creata quasi una domanda di voler vedere una bella cosa dal vivo che mi fa ben sperare, anzi è quasi sicuro che le cose quando riprenderanno saranno trionfali. Dall'altro punto di vista dico che se dovesse continuare troppo così ci vorranno delle soluzioni tipo via di mezzo, cioè almeno momentanee, e come so che si dovevano fare o si dovranno fare, cioè ok, mettiamoci d'accordo tra i gestori e chi poi sale sul palco senza gravare sulle spese, senza però neanche non far lavorare i tecnici, eccetera, e trovare il modo di far vedere alle stesse persone lo stesso spettacolo, non so, in 2 o 3 momenti diversi, in modo che siano meno, se devono essere meno, oppure andare addirittura momentaneamente all'assurdo di proiettare degli incontri, però insomma il pubblico poi ci vorrà sempre, quindi questa cosa diciamo a distanza può essere provvisoria, può essere una bella cosa, però io ho notato che quando sono venuti dal vivo dopo diciamo il lockdown scorso erano tutti quasi più attenti, più appassionati, più rispettosi dello spettacolo. Con questo auspicio direi che ci diamo appuntamento nei nostri teatri appena sarà possibile, appunto sia con Da Balla Dalla sia con Ballantini e Petrolini. Quindi grazie di cuore appunto a Dario Ballantini per questo dialogo sul teatro. Quando volete io ci sono. Grazie mille e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi diamo appuntamento al prossimo giovedì con sempre il teatro a casa tua. Grazie.